È il primo consorzio di polizia locale della provincia di Vicenza a dotare gli agenti di taser. A fare da apripista per la sperimentazione di 2 pistole ad impulsi elettrici per 6 mesi a partire da settembre è il comando di Polizia Locale Nord-Est Vicentino, con i suoi 17 comuni consorziati a servizio di un bacino di circa 120.000 abitanti. Il primo consorzio di polizia locale della provincia di Vicenza che andrà ad utilizzare questi taser. Non si tratta di alzare il livello di forza, ma si tratta di dotare i nostri agenti di uno strumento intermedio che dia sicurezza ai nostri agenti, ma dia sicurezza in modo particolare ovviamente ai nostri cittadini. È uno strumento assolutamente di difesa da parte degli operatori, di autodifesa in tutte quelle situazioni in cui ovviamente l'utilizzo dell'arma da fuoco comporta per il soggetto delle lesioni letali. L'arma invece, il taser, la pistola di impulsi elettrici, ha lo scopo prevalente di immobilizzare per alcuni secondi questo soggetto per poi essere contenuto da parte degli operatori. Saranno formati 10 operatori, in dotazione 2 taser con relative bodycam, assegnati ad una pattuglia di pronto intervento, pronta ad agire nelle situazioni più a rischio, avendo spesso a che fare anche con soggetti aggressivi o violenti o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. È stata individuata una pattuglia di pronto intervento nel turno sia di mattina che nel quadrante pomeriggio. Sono 2 operatori in contemporanea che avranno il taser e che, dopo aver ovviamente fatto un periodo di formazione e una sperimentazione che durerà 6 mesi, utilizzeranno il taser in tutte quelle situazioni in cui è richiesto, dopo aver adempiuto ai protocolli di intervento e quindi aver prima di tutto fatto capire al soggetto che si sta per utilizzare il taser, quindi farlo desistere dal proprio comportamento. Strumento volto ad implementare la sicurezza degli agenti durante la loro operatività che, stando alle statistiche, assume anche una funzione deterrente. In molti casi noi abbiamo visto, statistiche lo dicono, che semplicemente il fatto che il soggetto veda che l'operatore ha il taser e lo faccia proprio vedere anche per il suo colore giallo, quindi molto appariscente, fa desistere dal comportamento e il soggetto, diciamo, si tranquillizza senza doverlo utilizzare o dover utilizzare altri strumenti coercitivi.